Mercoledì parte a Porto Empedocle il progetto Ci sono anch'io, sarà una sorta di colonia, un percorso, un progetto rivolto ai diversamente abili. Sì, anche quest'anno noi riproponiamo questa attività, il progetto Ci sono anch'io serve per una sorta di inclusione sociale, ci sono i bambini quindi diversamente abili ma è aperto anche, anche agli altri bambini. Anche quest'anno ci ritroviamo in un lido di Porto Empedocle, i bambini saranno seguiti da operatori specializzati e si svolgerà durante tutto l'arco della giornata, infatti la colonia inizia alle 9 e termina alle 17 del pomeriggio, inizia la prossima settimana, mercoledì prossimo fino al giorno 28. Le iscrizioni sono ancora aperte? Sì, le iscrizioni sono ancora aperte, per avere delle informazioni possono venire direttamente nella nostra sede che si trova in via Palermo a Porto Empedocle, via Palermo 1 oppure rivolgersi direttamente ai nostri numeri di cellulare. Quali sono le attività che avete previsto? Allora, nella prima parte della giornata i bambini saranno in spiaggia, quindi perché il lido è attrezzato, pertanto come dicevo prima con degli operatori svolgeranno dei giochi in spiaggia e in acqua. Nella seconda parte invece della giornata, quindi nel pomeriggio, faranno dei laboratori sia artistici, musicali e altro. Sì. Allora, i ragazzi potranno recarsi con i genitori oppure possono usufruire anche del nostro servizio, quindi possiamo prenderli noi nei loro domicili e portarli lì al lido. Il numero massimo di iscrizioni, quante persone possono aderire? Ma noi abbiamo pensato circa 30 bambini, non più di tanto, anche perché abbiamo un rapporto 1 a 1, quindi ogni bambino avrà un operatore accanto.